Le 2 tele dei Bassano proposte in donazione da alcuni privati al Museo Civico continuano a far parlare, soprattutto dopo il muro alzato dall'amministrazione. Il presidente dell'Associazione Amici dei Musei ci ha mostrato la valutazione della direttrice dei musei di Bassano, Barbara Guidi, in cui si evince una serie di motivazioni che vanno a vincolare la donazione, perché, sottolinea Zannoni, di donazione si tratta, non di vendita al comune, come scrive Guidi. Parla di pareri di 2 esperti che però non avrebbero visto di persona i 2 volti, in base ai quali l'attuale direttrice Guidi non ritiene che le opere in questione siano all'altezza della collezione dal Pontiana del Museo di Bassano. A lei risponde lapidaria l'ex direttrice dei musei civici di Bassano, Giuliana Ericani, profonda conoscitrice di Jacopo Dal Ponte e della sua scuola. Una lettera che ci ha mostrato il presidente Zannoni infuocata. D'altro canto, secondo lui, sarebbe bastata un po' di umiltà da parte dell'attuale direttrice. Un po' di furbizia, non dico di umiltà e di saperci fare, ma anche di furbizia. Direbbe: non so, imparo, non conosco, dimmi, mettimi nelle condizioni di non sbagliare e di fare le cose giuste. E anche qua è ovvio che poi chi ne sa, nel momento in cui combini dei danni, te li fa notare e te li fa anche pagare, per così dire. Senza scendere nei dettagli, la stroncatura c'è stata tutta, ma tanto, ecco, sì, molto pesante.